e benvenuti in un laboratorio di Vabriguccia in cui noi sparteremo a Risamboc a teli di teatro, di canto e d'arte plastiche. Oggi abbiamo il piacere di ricevere a scuola Sandreschi di Gorti. Ringraziamo la maestra Frederic Moraccioli per il aiuto. Sapete oggi ho idee Udemma? So i castelli. Allora ditemi appena, qual è chi voleva il teatro? E l'arte plastiche? E il canto? Allora andate subito, chi siete aspettati nei vostri ateli? Alle muovetevi, andate! Ecco, a Vabriguccia va cominciare. Salute zide! Salute! Salute Pedro Pasqualini, il nostro professore di teatro. Stasera, prima di cominciare a lavorare, io volerebbe conoscere i comedianti. Mi presenti? Allora, è sicura, oggi con noi abbiamo un nostro amico Isaia e poi dopo, giusto accanto a me, Stefano. E qui la nostra amiguccia Carolina e per compie Alba. Vabbè, sono comediante a Cioccoegu. Si dà bene al teatro, secondo me. Allora, Pedro, mi puoi spiegare come usate passare oggi l'attello? Allora, oggi andiamo al castello, dunque magula per questa montagna a bistigare un po' i castelli. E come sempre c'è la figlia nella nostra scatoletta per bere parole che mi metti in da storia. Parole, allora cominciamo, zide. Trump. Trump? Quello presidente americano. Che c'entra con i castelli? Bastiglia. Bastiglia, può darsi che all'epoca c'era una gita nuova. Ah. E poi? Usignor. Ah, pochi signori a st'epoca. Ce n'erano parecchi, eh? E poi? Cisterna. Ah, la cisterna è importante che in dei castelli ci vuole una cisterna per raccogliere l'acqua piovana. Ci può sempre più, per la sicura. Bon. Allora, a chi abbiamo scelte parole, chi ce la fa? E a ce la burigando a olo pesce e i costumi. E così dipende qui a scegliere il vostro costume. Così belli. Là là. Allora, tu, cava. Ehi, Seraggio signor. E poi, e tu, KS? Ehi, Seraggio soldato. Che non ridemmi così sul lato. E poi? Ehi, Ferraggio Sambogut. Sambugu, cioè tu che fai? Ehi, fai il bobo. Oh, Pedro, mi driga di già che la navassa esidelli. I costumi sono magnifici. Ma raccomando, lavorare, e io ti passare accanto a trovare un nostro garovano che canta e io ti rama di cantare. A dopo, zidelli. A dopo, Francine. Nun castello. Salute, garovano. Salute Francine. Come si? Vabbè. Allora, sono contenta di seguire, di cantare torna con te e si zidelli, ma cioè che tu mi presenti prima. Ti presento subito. Allora, quale avemo? Allora abbiamo Saveria, abbiamo Lola, abbiamo Annalesia e abbiamo Matteo. Allora, oggi udema l'emissione sui castelli e che hai scelto tu come canzone? Allora, posto che erano i castelli, ho scelto una magnifica canzone di un gruppo Canto Bulo Gorso e sciuda non tawisco Festa Sidelina che si chiama Una volta c'era un re. Allora, sai che questa è una delle prime canzoni che abbiamo imparato. Ah, sai che io mi cantavo a dormintami? Allora, Ah, conosco proprio. Allora, dimmi appena, che avere mentre stai di canto oggi? Io ti voglio vedere cantare, prima di tutto. Oh, ma mi fate sempre cantare, Mi manca canto, non mi di più cantare. Cantiamo. Allez, cantiamo. Allez. Dal principio. Yeah. Una volta c'era un re, un castello. Una volta c'era un re, figliolina via del re. 3 o 4? Allora, quali sono i punti che ti avere oggi? Allora, prima di tutto, ma sapere appena la storia della canzone, è vero che è una canzone particolare, yeah. Parla di una storia, cioè conoscerla, capiscerla per cantare la canzone. Yeah. Dopo mi scopre una bella voce di Zidello Yeah. e poi dopo mi aveva appena come le
sta davanti a sta canzone, la struttura di sta canzone, ha sua particolarità. Ie, Ecco. le berra che non parete particolarità. Ta Ie. giunte sui un sidelo. Ce n'è che uno, ben a dire che adesso è Matteo che da cantare dopo. Ah, Ah, mi driga di senza oggi. Allora, così, io vado dalla sciaffa, io sto travaglio, a già urta dopo, a mi do cantare a trovare i mosideli di l'arte plastica. A dopo, A dopo, Vassina. sideli. allora, Travagliate noi là. cantiamo i deli. Salute, Oside. E scusate, mi di un po' ritardo. Benvenuti alla tele d'arte plastica. Allora, sapete che Udema è un castello oggi. E per voi ho scelto di fare una piccola scatoletta, ma prima di cominciare il travaglio, voglio da presentare i nostri telespettatori che ne dite, né? Allora, cominciamo con te. Abbiamo Sara, Maria Francesca, Malak e Filippo Maria. Allora, Oside, vedete che davanti avete dunque un foglio di legno con le bezze dentro e al finale abbiamo questa magnifica scatoletta. Ma si pezzi di legno non sono mica stati concepiti qui a Fabreguccia, ma alla telo di Uvablab in corti e bibro bongo d'andare a bed come lo si basta qua là. Oggi siamo in agita della Cortinese e abbiamo da andare a Uvablab per farvi vedere come lo si fa una scatoletta come siamo illu. Si creano le forme che hanno essere tagliate da tagliatrice laser. Guardate, ci fa vedere le forme di scatoletta che hanno da essere non tagliate in 3 dimensioni. Ci la fa l'insecche per poi incastrare e bezze tra di elle. Ci la fa l'importo di avrasa che da essere stampata non ta un voglio di legno. Il cartolaro informativo è pronto e mandato in memoria di tagliatrice. Guardate il travaglio preciso di questa tecnologia. Le forme di scatoletta si mettono in ballo e sono quasi gonfie. Non ci ferma più che staccarle di un voglio di legno. Ora si può fare un montame di scatoletta incastrando le bezze tra di elle. Ecco qui, non è mica bella questa scatoletta a Fabreguccia. Allora, avete visto come lo si lavora a Uvablab? Ecco qui dunque davanti al nostro lavoro artistico. Allora, vi propongo ora di staccare le bezze di vostro voglio di carta. Allora, stacchiamo le bezze. Cacciamo il quadro. Ecco, tutto il mondo l'ha staccata quasi, piano, facendo nulla. Allora, cacciale. C'è la forza appena a volte, eh? Quanto ce n'è? 1, 2, 3. Quanto? Sì. Ma se avete visto, se avete rimarcato, ce n'è una che è appena particolare. Quale è? Questa qui. E perché è particolare? Che c'è scritto? A scatoletta di un castello. E a scatoletta di un castello. Chi ce l'ha fatto dunque? Se qui c'è scritto così. C'era da mettere davanti. E ce l'ha messo davanti che lo si possa vedere. Allora, Oside, cominciamo a fare un nostro montame, ma come cominciamo a farlo? Coi lagi. E qui là, ma che lo sia di noi? A? Piano. A piano, bravo. Allora, cominciamo. Pigliamo i nostri ladi e mettiamoli a piano. Allora, cominciamo per i ladi. E ho quasi finito. Sono più forte che voi, eh? Ha già finisce io prima. Aiuta a vincere io. Ecco, ci sono giunta, guardate. Avete visto? E a posso anche apre. E poi, quella che vuole una mano. E giù. Allora, fammi vedere. Ecco, brava, guarda. Ora, una che da mettere, dunque, sapete così, una volta che è incastrata là. Hai visto? Allora, metti il coperchio. Sentite su rimuscio qui. Faranno accanto al teatro. Morta di Luez. Signor, si bia per un altro. Guarda vous, Simon Mercury. Ehi, padrone di l'universo, attacchiamo l'America.
signor! No, no, mica l'America. Yeah! Attacchiamo! Nebium. Oh, basta, basta! Aio, basta, basta! Aio, fate la finita! Sta guerra, I genuesi. i bisani, i rumani e anche gli americani. Aio, famo la finita, non una detta di va a guerra e poi ce la ragoglie E castagne. e ce la pone E urani. e poi ce la fa anche i demie, di bere. In prigione! Signor! Badacuncia baietta! Spicciati tu! Scusate, io faccio un lavoro, nulla di personale. Un montame di scaduletta mi barevato, ma boliuere se bavede rispettato a vrasa davanti. Fatemi vedere. Ecco, bravi, avete ascoltato proprio. Allora, non ci tocca più che fa un nostro decoro. Allora, abbiamo tre possibilità. Fa un castello in mare, cui è io che di un mare, fa bere sarà cacciane una per piacere. Cacciala di... Ecco, brava. Ecco qui una guaiuca in un mare. Poi mu va di noi un castello a voresta con se fronde davanti, guardate così belle se fronde. E poi di noi un castello con l'oro di ure. Guardate qui dentro, ci sono di ebezze, guardate. È ricco il nostro re. Ed hai visto? È bella? Che ne idea? Dunque, di noi con piccole berle, ci volete mettere anche questa stella che luce, spampilla di 1000 voghi. Dunque, e permette tutto questo, ciò le a gola. Allora, vede che accanto avete una pistola. Avete paura di questo? No, di ancora. Dunque, ce la fa a caso, ce la fa piano piano e poi pigliare su stecco di legno per toccare e per appoggiare di maniera che lo si incolle come lo si è. Non mettete mica idea. Sei malato? Vabbè, cominciamo? Allora, scegliete il vostro egor. Dice piade qui. Allora, guardate, zide. Piglio, per esempio, su bello quadretto e a mettergli appena una punta di gola, ma veramente una punta. Avete? Guardate, qui c'è una punta di gola e poi dopo ne metto appena in dialogo, d'accordo? Rimetto a pistola così, fate caso di un incollare le vostre velle. Ah, aspettate, lo metto qui. Ecco, vede? Già incollato, l'ho messo in una scatoletta. Avete capito come lo si incolla? Yeah. Allora, andate a zideli. Ma sentite qui a musica. Poi sente. Una volta c'era un re, figliola via del re. Un primo tenni a fa, un castello, un primo tenni a fa. C'ho distanza da imparare. Allora a te, allez. Qui l'altro di Giova, non castello, qui l'altro Piano, ribiemo. Conto d'un punte. 1, 2, 3. Qui l'altro di Giova, non castello, qui l'altro di Giova, lo mondo voglio gira. Bravo. Allora, zide, cosa mi vuoi dire in questa canzone? Sta canzone è una canzone cidelina, È una canzone zidelina e perché? perché conta una volta parla di un re, Parla di un re. Allora, e chi li viene a suo re? 3 figlioli. Ha 3 figlioli, bravo, avete capito tutto, eh? Allora, cosa voleva il primo? Il primo vuole imparare una sostanza, Come vuoi imparare una zona. una canzone. Il secondo cosa voleva? Vuole girare il mondo. Vuole girare il mondo. E il terzo? Non sappiamo anche. Non sapete mica. Allora, ricantiamo appena. Andate piano, eh? Una volta c'era un re, un castello. Una volta c'era un re, figliolina via del re. Un primo degli affà. Osite, agonisci di questa canzone che li cantano accanto.
Una urta geranre. Ie. Come va? Già conoscete? Cantatemi appena. Una volta c'era un re, un castello. Una volta c'era un re, fiolina via tre. Ne sapete va a fare gli arte blastiche, canzoni, ci campemo. Allora, il travaglio avanza. Che hai messo tu, Sara? Hai messo le berle? Ah, un metti mica baio che tu? No. No? E poi tu, Maria Francesca, che hai scelto qui? Io ho inculato le baiocche e perle. Baiocche e perle. E tu? E tu, Malak, che hai pigliato? Ha giubiato tutto. Tutto, allora, Benadi, quello udem a Yavorest, avec où c'è una fronda qui, e poi? Udem di un mare e udem... E una bella stella, eh? E tu, Filippo Maria? Allora, che chi so? È fronde. Dunque, Benadi, chi udo castello e vicino a Voresta. Ye. Ma di no? È baiocche. E berle. E bezze, qui? E bezze. E un bello quadretto che spampilla. Sono magnifici tutti questi belli lavori che fate. Allora, continuate. Continuate con le guaiocche. E una già anche avanzato. Allora, odide, io vi propongo di no a dire droit a nostra piccola giornalista sapete che a Vabriguccia siamo primorosi di far scoprire un mondo, un Mediterraneo e anche scorni di Corsica. Salute Lucia! Siamo oggi nella comune di Castello di Rostino. Ma perché questo nome? Vi la direi subito. Perché c'era proprio qui un castello medievale detto il castello di Ubinzo. Un castello costruito in due fasi. Per tagliare la corta tra il XII e il principio del XIV. Oggi non fermano più che ruine. Che spesso sono stati bruciati o spantigati i castelli di signori corsi. D'altronde, dopo questa rivolta popolare, saranno pochi i castelli che fermeranno in Corsica. Vi lascio immaginare la vita di questi signori di dentro, che da qui subranavano il fiume Gollo, quello passato di un maio per andare a Levante verso lo stagno di Biguglia. E bella sicura, un luogo così non si può concepire senza una cisterna, che l'acqua bisogna di ne. E non questi budiali, e sorgenti sono rare, e tocca fare riserve con l'acqua buona. A presto, Francine! Allora, odide, a chi ne siamo? Sono quasi compie queste scatolette. Bon, io vedo le ostre che sono magnifiche, mi vergogno appena di far bere a me, guardate, è veramente semplice. Filippo Maria, chi ne va di scatoletta tu? La Giuda. Hai fatto un regalo a me? No. A quale? A Elisa. A Elisa, già tua innamorata? No, no. No, e qual è sta Elisa? Elisa è un'amica. Ah, e perché chi gli regali qui? Per l'anniversario. Per l'anniversario. E tu, Maria Francesca, chi ne va di scatola? Giuda metti i bonbon entri. Hai a mettere un po'? Osideli, avete lavorato proprio, ma la cadeau è magnifica. La telu d'arte plastica è con, più vi lascio per lavorare a queste boulette, ma io voglio trovare i vostri amici alla telu di teatro, soprattutto scappate che c'è davanti al nostro selfie. Avete capito, Zideli? A dopo! Ma che si passa qui? Avete avanzato? Sicura. Allora? Ma sai, qui a momento di rivoluzione, che il popolo è pronto a rivoltarsi, ma ella si ritrova in prigione. Ah, gorcia. E poi, può darsi che tu ci puoi aiutare. E che posso fare allora? Allora, tu puoi va a Baisana con ella, così ripresentate il popolo. Io mi metto subito con Dai, lei. hai anche un berrettino per te. Allora, dammi qui. siete in prigione, avete a beura, e poi giunge Sambo Gucciu. Ah, e quel nome che ci potrebbe salvare? Guccia, Gucciu fa che cosa? Guccio fa qualcosa. Fa che cosa? Io, Sambo Gucciu, Giucciu. Sambuguccio, mica Guccio, mi chiamo Sambuguccio. A fare la rivoluzione da Manasera. Allora fa qualcosa per il popolo.
fa qualcosa per noi. Boh, andrà già per la cuginese. Chi soro, non può muovere nulla. Scusi, qui. Rimani. Oh, quell'uomo! Padrone di l'Unione! Lascia dei gor che si den gran pericolo. Come che c'è? Vi cercano. I bisani. Vi cercano i bisogni. Vi cercano i bisani. I genuesi. I romani. E anche l'americano. Zitto, avete inteso? Cosa? Chi c'è? Una zona, scappate. Oh, ma che si passa qui? Come aiuta a fare? Aiutami, Oguccio! Sambuguccio, mi chiamo Sambuguccio. Oh. Aiutami! Ci faccio signore Giù San Pedrone! Il no, che io sono rivoluzionario. In due posso scappare! Allora, in due può scappare. Stai assente. Vi consiglio di andare a Stagina Noa, Bastia. Che vera. Piade un appartamento. Piede un appartamento. Perché voi non si castello. Poca vita. Poca vita, e poi sai, quando non piove mica, c'è manco acqua nella cisterna. Che vera. Che bera! Se raggiunge meglio in Bastia! Siamo liberi! Siamo salvi! Siamo salvi! Grazie, Sambuguccio! Evviva Sambuguccio! Viva! Ci fermo! Presidente dell'Assemblea di Corsica! Viva Presidente! Bon, ora che il nostro Presidente è stato eletto, a me mi tocca andare a trovare Fanu in della telu di Gantu, perché non è manco più sa telu. E oggi degli, bravi a rivoluzione! Cambia. Mia Francine. Che li udeadro manu dombu. Si bella stanca. Ma non c'è del mecantese, tutto il rimuscio che mu va. Noi abbiamo lavorato. Ah, tanto meglio, allora, a chi ne side? Allora, abbiamo visto Edre Brimestrove. Abbiamo lavorato appena non tauridimu perché si dello mise guida no danto, donc la divati canta di meno furia. Dunque, da dire che c'era un piccolo problema di ritmo. Andavamo troppo in furia. Niente. E dopo abbiamo parlato appena di canzone, che era una canzone zidellina, di Astoria, o Reis o Violi, so che li facciano, ma ci manca qualcosa non tauder su violo. Ah, non si sa anche già che lo fa, No. Allora, cosa fai studiare su violo? Che fai? E l'ho sempre cacciato. È sempre cacciato. Caccidia di tu? No. Ah, un caccidia di mica, eh? Tu fai giusto musica e teatro. E poi zidere un cacciato d'amico. No, infine. È un sport uomo. Sì, ma mica solo, di mica questa, di mica vera. Allora, Bon, allora, che scontrato su zidere andando a caccia? Una pasturela. Una basturella, e cosa ne voleva? A voler sposare. Ah, ne voleva Azor Gina. si è innamorato tipo. Si è innamorato di. Cosa è la particolarità di sta canzone? La particolarità di sta canzone è che un'amica ribio. Un'amica ribiglia. Ah, è vero, un'amica ribiglio, eh? Cantiamo sta canzone, Zidè? Ti ho preparato un piccolo incadenamento. Allez. Una volta c'era un re, in un castello. Una volta c'era un re, figliolina via tre. Tre uguali. Lola, a te. Tre. Ubrimu denni a fa, Sigue. non castello. Ubrimu denni a fa, c'ho in stanza da imparare. Allez, tutti insieme. L'altro di Giova, non castello. L'altro di Giova, un mondo voglio girare. Oh, ma te. E l'uder super cambia, non castello. E l'uder super cambia, era sempre a caccidia. Tutti insieme. Una volta riscontrò, non castello. Una volta riscontrò, pasturella per strada. Se tu mi vuoi sposa, non castello. Se tu mi vuoi sposa, Regina ci voglio va. Ah,
già diventare una regina. Bravi Osideli. Avete contato proprio, a oggi come Brubongo fanno se tu si da consento e di scappare e andare a trovare il nostro amico Pedro che ci aspetta e fa un bello ritrato. Che ne idee? Andiamo tutti, andiamo a prendere il nostro ritrato. Allez, andato Osideli. Allora, Osideli, mettetevi in posizione, andiamo a fare un nostro selfie. Siete pronti? Andiamo. Allora, andiamo. A noi. Allez. Vai. Guarda un po' di. Bella idea.